Oggi 26 dicembre facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Stefano. Oggi è la giornata dedicata a questo santo e qui a Geraci Siculo c'è una chiesa che porta proprio il nome di Santo Stefano. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ecco, qui abbiamo una chiesa del XVII secolo, Sì, un edificio appunto che porta il nome di Santo Stefano. sì, è la chiesa di Santo Stefano, è un edificio a croce greca, appunto dedicato al santo di cui che si festeggia oggi, ed è una chiesa appunto a croce greca, è l'unica che abbiamo qua a Geraci, essendo tutte le altre a croce latina. Allora, facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome. Una particolarità di questa chiesa la vediamo appunto lì, sopra le campane. Sì, sicuramente facciamo gli auguri a tutti a chi porta il nome di Santo Stefano, quindi a Stefano, Stefania, ed è una chiesa, diciamo, il cui campanile, la cui guglia ha queste maioliche. Ce ne sono anche altre chiese con queste maioliche, tra cui la chiesa madre, e sono anche delle maioliche che ora sono state anche riprodotte in alcuni locali, in alcune attività commerciali, e quindi diciamo fanno da traino per Geraci, insomma, per l'immagine, per veicolare l'immagine di Geraci. Una chiesa che è possibile visitare, adesso entriamo dentro, voi intanto scriveteci nei commenti da dove ci state seguendo e poi La chiesa che è possibile vi... visitare di norma è sempre aperta sia il mattino che il pomeriggio ad opera dei componenti la confraternita appunto di Santo Stefano. C'è una confraternita molto, molto forte che si occupa, diciamo, del culto della chiesa, anche degli aspetti legati alle sepolture, agli aspetti, diciamo, legati al cimitero. È una chiesa che quindi è aperta a cura loro, a cura dei ragazzi del servizio civile, su cui abbiamo cercato di fornire delle informazioni con le nuove insegne in ceramica che abbiamo realizzato, ma anche con questo percorso che fa parte di un progetto della Fondazione Con il Sud, che rende anche la chiesa accessibile, così come tutti gli altri monumenti e le altre chiese, anche gli altri monumenti civili, che rende la chiesa accessibile per i non vedenti con questo percorso in braille, e con questo circuito, con questo canale di Easy Travel, con cui cliccando con il telefonino, con il QR code, viene narrata ed è visibile e ascoltabile la storia della chiesa, insomma, del monumento. entriamo dentro, Entriamo allora in dentro, chiesa, sì. seguiteci, intanto ricordiamo che Geraci Siculo fa parte anche del circuito Bella Sicilia, quindi vi invitiamo a visitare questo comune così come tutti gli altri luoghi. Di Santo Stefano abbiamo sia questa tela che è sull'altare centrale, sia anche questa statua lignea, entrambe ritraggono Santo Stefano.